Con Lamberto Cavallari, vicepresidente nazionale ANPAS. Siamo qua a Rosolina Mare, vogliamo capire innanzitutto cos'è ANPAS e perché qua a Rosolina. Ma ANPAS è un'associazione di una rete di volontariato, sono 100.000 volontari, 300.000 soci, 951 associazioni, ognuna con il proprio nome, Croce Verde, Croce Blu, Croce Azzurra, che sono tutte riunite in questa rete. Fondamentalmente fanno trasporti con ambulanza ma anche molto altro, protezione civile, una colonna nazionale molto importante e quindi abituati a stare in mezzo alla gente, purtroppo anche nelle tragedie degli incidenti stradali. Da qui l'idea di fare un tour di prevenzione, lo facciamo già con la protezione civile sui tour della sicurezza del terremoto, delle alluvioni, io non rischio, e l'idea di farlo sulla sicurezza stradale. Il finanziamento è arrivato un bando, riservato al terzo settore, abbiamo avuto un finanziamento da parte del Ministero delle Politiche Sociali, c'è il patrocinio del Ministero dei Trasporti, con noi c'è la Polizia Stradale in forma ufficiale e la collaborazione dell'ACI, e andiamo nelle piazze di tutta Italia a spiegare come con alcune semplici attenzioni in macchina si possono evitare delle tragedie importanti. Ecco, noi abbiamo assistito a alcune rappresentazioni, alcuni esperimenti, ci siamo spaventati. Quanto serve spaventare la gente? Ma spaventare la gente, guarda, stiamo per vivere un'estate, speriamo, di liberazione dopo un lungo lockdown, quindi c'è sicuramente della voglia di vivere, bisogna farlo utilizzando la testa, non bisogna rischiare perché un divertimento si trasforma in tragedia, questo è il problema. Non c'è bisogno di spaventarsi, c'è bisogno di avere coscienza di cosa può succedere, perché indossare o non indossare il cinturino di sicurezza in macchina non cambia assolutamente nulla dal punto di vista del disturbo, invece l'effetto che può avere non usarla diventa devastante sia sulla nostra vita ma anche di tutte le nostre famiglie e degli amici. Ecco, prossimi appuntamenti? Prossimi avvenimenti, siamo partiti sabato scorso da Siracusa, siamo già stati a Catanzaro, Senigallia, Rimini, abbiamo domani Milano, poi saremo in Val d'Aosta, avremo Torino, poi cominceremo a scendere, Liguria, poi Lido di Camaiore, scenderemo e termineremo a Potenza martedì prossimo. Ecco, c'è lo stesso interesse in tutte le parti d'Italia? Sì, è un interesse che c'è da parte di tutti, soprattutto sul simulatore, perché si apprendono delle cose che non ci si pensa. Se hai visto prima il filmato, quando si ragiona delle cinture di sicurezza posteriori, che noi tutti tendiamo a non utilizzarli, ma in caso di impatto il passeggero seduto dietro diventa un proiettile per tutti quelli che sono in macchina, perché comincia a muoversi impazzata, eppure non ci pensiamo e pensiamo che star seduto dietro e i sedili davanti bastino. L'importanza è che la polizia partecipi a questi incontri ANPAS. Così la gente veramente vede cosa succede con gli incidenti. Discorso cinture, telefono viva voce, non si usa. Ecco, voi che siete sulle strade, quante cose negative vedete e quante potrebbero essere risparmiate con una curata? Con questo sì. Con una scelta con questa qua, di esatto. Adesso tutti ci vorrebbe l'obbligatorietà anche a scuola, soprattutto a scuola. Ecco, noi vi ringraziamo come cittadini per la vostra presenza. Grazie. Veramente. Troppo gentile.